Nel pomeriggio di mercoledì 6 marzo all'ippodromo di Follonica è andata in scena la terza giornata di corsa al galoppo. Il convegno ha proposto 2 corse per anglo-arabo, mentre in quelle riservate ai puro sangue inglese Spon River Beats ha seguito con attenzione le prove dei sardi, Palaedras e di Furud. Partendo dai mezzosangue è arrivato puntuale il primo squillo di Da Claudia, con la sontuosa vittoria di Adone Da Claudia, che domina la condizionata per cavalli di 4 anni e oltre. L'allievo di Massimiliano Narduzzi ha controllato nelle prime battute l'andatura imposta dal controfavorito unico De Ghenta, per poi aumentare il regime di giri gradualmente da cavallo di un'altra categoria. Impeccabile la monta di Torre Sulas, che si vede salutare la compagnia anzitempo, concedendo al figlio di Bombolino e la rivale la passerella addirittura, distanziando ad 8 lunghezze unico De Ghenta. Mentre per il terzo e quarto posto chiudevano il quadro Sultano Da Claudia e Baronessa. Per Adone Da Claudia arriva la 17ª vittoria in carriera e il 17º risultato utile consecutivo. Sentiamo ora le voci di Massimiliano Narduzzi e Salvatore Sulas, che ci parlano di Adone Da Claudia e non solo. Allora, per Spon River Beats, Massimiliano Narduzzi, possiamo dire che oggi è iniziata ufficialmente la stagione di Da Claudia, per la vittoria di Adone. Sì, ho vinto. Più forte? Sì, ha vinto una bella corsa, sì, sono contento. Preparato bene, una cosa superlativa, non c'è altro da aggiungere, morbido, sabbia, duro, come il terreno questo? Lui è uno di quei cavalli che è veramente facile, insomma, fa un po' di tutto, ormai è un vecchione che ogni corsa comunque del suo ce la mette sempre. Ricordiamo che lui ha avuto qualche sfortuna. Lui a 3 anni si è fatto male in Francia, come no, sì, fa anche un infortunio, insomma, che l'ha tenuto fermo per molto tempo, poi da allora però... Diciamo che ne ha frenato un po' la carriera. Sì. Però ho visto che si è ripreso bene. Sì, ormai sono anni, 8 anni, se credo, sì, 8 anni, insomma, quindi ormai è rientrato, sono 4 anni che corre, devo dire. Ascolta, programmi per questa stagione? Per Adone? Sì, il classico percorso delle classiche. Vediamo adesso che programma uscirà a Firenze, che cosa ci sarà nel corso dell'anno. Sai, purtroppo i programmi ormai escono di settimana in settimana, quindi questo è un problema per è difficile fare un programma, bisogna andare avanti con quello che si è a conoscenza, cercando di non sbagliare e di correre le corse che puoi correre, ma programmi è veramente difficile. Sicuramente Da Claudia sono protagonisti anche quest'anno. Speriamo. Tanto ti ripeti ogni anno. Ascolta, siamo alle porte con i debuttanti, hai qualcosa sicuramente? Sì, sono pronto per debuttare, non ti so dire sinceramente se c'è qualcosa di veramente buono, perché purtroppo io ero abituato magari a testare i cavalli a Roma, l'ho vista in erba e quindi a vedere un pochettino quali sono le linee. Adesso stiamo un po' così con il lavoro in casa, ma sai che è diverso poi quando vai sull'erba e cominci a fare qualche... Cambia la preparazione. Cambia, e quindi lì ti puoi... Allungare aiuta soprattutto ai puledri. Ti fai un'idea, adesso è un po' ancora tutto da scoprire. Ascolta, ti ringrazio per questa intervista e in bocca al lupo. Bruno, come andiamo? Va bene. Tutto a posto? Allora, per Spon River Beats, Salvatore Sulas. Hai vinto con Adone Da Claudia, che ha impressionato tanto per la facilità con cui ha vinto, tu c'eri sopra, raccontaci un po'. Insomma, Adone ha dimostrato di fare bene la sabbia. Sicuramente ammortizza qualche acciacco di vecchiaia, e ammortizzando questi acciacchi lui è sempre stato uno dei migliori mezzisangui d'Italia. Tu, la tua carriera sta andando bene? Non ci lamentiamo, sono gli alti e bassi. Obiettivi? Continui. Obiettivi quelli che mi mancano sono tanti, i gran premi quelli buoni, tipo il derby, quelle corse lì. Non è facile perché non essendoci più scuderie, vivi un po' alla giornata, speriamo che mi capiti qualche cavallo buono sotto, via. Sta per finire la stagione di Pisa, ora si avvicinano le corse importanti, tu dove ti collochi? Tra i protagonisti, antagonisti? Finire per la stagione di Pisa, ma questo mese c'è tutta la stagione importante. Ora gli ingaggi ce li ho, speriamo di far bene. Con River Beats ti fai in bocca al lupo e spero di sentirti presto. Spero, perché se mi senti vuol dire che le cose vanno bene. Infatti. Fa piacere che sei qua a vedervi, un grosso abbraccio a te e a tutta la Sardegna. Grazie mille, Ettore. Grazie sempre per il tip. La prova riservata ai soli 4 anni è stata vinta dal francese Square de Brume, montato dal bravo Alessio Sorta.
che è riuscita al termine di un arrivo combattuto a staccare il favorito Cristallo da Clodia e la top weight Zita Zita, trionfando per il team capitanato dal fantino Alessio Giannini. Palaedra si ritrova il sorriso sulla tanto amata sabbia. La cavola nata in Sardegna, levata dal signor Pietro Sava, ritorna al palo dopo le recenti prestazioni pisane poco felici. Ora l'aspetta un ruolo da protagonista su questa pista nella quale si trova a meraviglia, peso permettendo. In chiusura di giornata è arrivato il terzo posto del Grigio Furud, primo cavallo in training in Sardegna a correre a piazzarsi a Follonica. Si può considerare buona la prova del figlio di Zebedee, che forse paga un po' rientra dopo più di 2 mesi lontano dalle corse. La puntata di Sport River Beats on the Road si chiude con le impressioni di Mattia Tocco, proprietario e jockey morning di Furud. Siamo qui con Mattia Tocco, proprietario di Furud. Mattia, Furud è il primo cavallo allenato in Sardegna ad andare a Follonica. Un bel terzo posto. Una corsa mirata oppure si è dovuto rientrare perché c'aveva il cavallo pronto comunque dalla scorsa stagione e non correva da 2 mesi? Spiegaci un po' come è nata questa trasferta. Niente, sinceramente sarei voluto andare a Pisa, ma ultimamente non stava piovendo, quindi lui un cavallo che fa terreni pesanti è l'unico ippodromo che diciamo poteva un attimino competere era Follonica. Però la categoria per lui era un attimino proibitiva secondo me e ci ho potuto provare diciamo per... È andata bene? Diciamo di sì. Come la valuti la corsa? Potevamo fare qualcosa in più forse, ma sono contento del risultato che abbiamo fatto. Non è mai semplice venire, affrontare il mare, venire a correre. Tante ore di van, anche quello un po' incide forse nella prestazione finale se la si valuta a 360 gradi. La monta era Alessio Satta, cosa ti ha detto il fantino? Niente, Alessio ha detto che l'ha sentito bello il cavallo, che era abbastanza regolare, che lo portava sempre via, che secondo lui se avesse avuto un attimino più di pazienza, forse faceva lo stesso terzo, però arrivava con lunghezza più semplice del quarto. C'è in programma un'altra corsa a Follonica o aspetti Chilivani? No, avevo in programma un'altra corsa, però volevo aspettare il risultato di oggi, diciamo, per valutare un attimino la situazione. Può essere Follonica, ma potrebbe essere anche Varese, ora vediamo, magari prima di Chilivani possiamo fare un altro salto. Vediamo come reagisce un attimino la traversata del mare, perché abbiamo questi handicap per noi della traversata e i cavalli un po' ne patiscono, quindi niente, lo vediamo più avanti. Senti, primo piazzamento con i tuoi colori lontano dalla Sardegna, un'emozione penso? Sì, abbastanza, sì, molto. Sono riuscito a vedere la corsa. Come si vede alle immagini, io ti ho inquadrato, eri a testa a capochino. Cosa stavi pensando in quel momento? La verità è che ci tenevo, quindi un attimino aspettato l'addirittura finale per sollevare la testa e vedere se Furud era nei primi 4-3 e ho visto che c'era, lui di solito reagisce addirittura, quindi mi è piaciuto tanto e sì, sono soddisfatto, la verità. Niente, Sport River Beats ti augura un bocca al lupo per il futuro. Crepi. E ti fa gli auguri per questa primo, è un traguardo comunque piazzarsi con i propri colori, proprio cavallo, preparato tra l'altro da te perché tu sei il proprietario, te lo prepari la mattina, è una grande soddisfazione penso. Sì, speriamo adesso di portare a casa qualche risultato montato da me, che mi farebbe molto piacere. Non sarebbe male. Sì, speriamo. A presto Mattia. Grazie mille.